La guerra in Ucraina, nuove fosse comuni vicino a Kiev. Mosca dichiara presa Mariupol, stop all'assalto all'acciaieria. Biden, nessuna prova che la città sia caduta. Putin non vincerà, dagli USA nuovi aiuti militari per Zelensky. Missione del governo in Congo, intesa su forniture di gas. E Di Maio, mitighiamo costi per famiglie. Cingolani, diversifichiamo fonti d'energia. Elisabetta compie 96 anni, compleanno in forma privata per la regina d'Inghilterra nell'amata residenza di Sandringham. Questa sera l'ultima apparizione di Terence Hill nei panni di Don Matteo. Dopo 22 anni il celebre attore lascia la serie. Al suo posto la prossima settimana arriverà Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Buonasera dal TG1, 57esimo giorno di guerra in Ucraina. L'annuncio di Mosca che sostiene di controllare Mariupol. Ma Putin, riapparso insieme al ministro della difesa, ordina di annullare l'assalto all'acciaieria dove è trincerata la resistenza ucraina. Assediate, la dice, non passi neanche una mosca. Per Washington però non c'è nessuna prova che la città sia caduta, mentre affiorano altre fosse comuni vicino a Kiev. Partiamo dal fronte sud, quello di Mykolaiv, dove si trova il nostro inviato Enrico Bona. Enrico. Qui a Mykolaiv le sirene d'allarme sono suonate diverse.